Tragico schianto ieri sera a Mamoiada. Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un violentissimo scontro frontale all'interno della galleria Teolargiu. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di scoprire cosa è successo in galleria, iscriviti e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti sulla sicurezza stradale e la cronaca della nostra Sardegna. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20:30 sulla statale 389 VAR, in territorio di Mamoiada. Due le auto coinvolte, una Fiat Panda e una Ford Fiesta che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate duramente nel buio del tunnel. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, un 48enne che viaggiava da solo. Ma cosa hanno trovato i soccorritori appena arrivati sul posto? La scena era devastante. La seconda squadra dei vigili del fuoco di Nuoro ha dovuto lavorare a lungo per estrarre l'uomo dalle lamiere accartocciate della sua auto. Nonostante l'intervento immediato dei medici del 118, per il 48enne non c'è stato niente da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. Due feriti anche a bordo della Fiesta, trasportati d'urgenza al pronto soccorso di Nuoro da un'ambulanza di Orgosolo. Sono strade che percorriamo ogni giorno, tunnel che attraversiamo pensando di essere al sicuro. La statale 389 si conferma purtroppo una strada segnata dal dolore. Lascia un like se credi che servono più controlli, iscriviti e voglio chiudere con una domanda. Secondo te, cosa rende così pericolosa la galleria Teolargiu e come si potrebbe intervenire subito? Grazie per la visione del video e per il supporto a questo progetto di informazione. Ti saluto e a presto con un nuovo video.